Io esco per Treviso, io sono tanti anni che sono a Treviso e purtroppo sono stato colpito da questa disabilità. Devo viaggiare in carrozzina e viaggiare in carrozzina, camminare in carrozzina a Treviso diventa difficile. Francesco Zanga, 68 anni, da 4 vive giorno e notte con e grazie a questi macchinari. Ci accoglie nella sua casa del quartiere di San Pelaio, organizzata con montascale ovunque perché non può rimanere in piedi per molto tempo, altrimenti gli manca l'aria. Militare in pensione continua però a combattere la malattia del respiro con una forza d'animo unica che gli impone di reagire cercando di fare il più possibile una vita normale. Ecco allora che continua a frequentare la città con gli inevitabili problemi. Ieri sono dovuto andare in un locale vicino alla pescheria, io sono rimasto fuori perché era impossibile entrare con la carrozzina. Ecco allora la proposta. Lanciamo una sottoscrizione, facciamo una colletta per poter fare piccoli ritocchi. Cioè, i costi di queste piccole modifiche sono irrisori, non è una grande cifra, perché fare un piccolo zoccolo scorrevole su un locale, perché non farlo? Una colletta tra cittadini di buona volontà per migliorare la città. Io non lo auguro a nessuno, ma visto che l'età si è spostata in avanti, probabilmente a 80-90 anni finiremo tutti sulla carrozzina. Infine un messaggio al primo cittadino. Rivolgo al sindaco, che è giovane e che non pensa a queste cose, ma io ti auguro, sindaco, di arrivare a 90 anni. E quando avrai 90 anni, io non credo che sarai perfetto come adesso. Forse una carrozzina la dovrai usare anche tu. Quindi prevenire è meglio che curare.